Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia, facciamo cultura, parliamo di cultura ma anche di scoperta del territorio in modo inedito, supportati dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Ricordiamolo, il tempo vola, lo dicevamo fuori onda con i nostri ospiti, siamo arrivati anche all'inizio della primavera, finalmente, le giornate quindi si sono ben che allungate e il weekend del 21 e 22 è il weekend dove tradizionalmente ci sono le porte aperte per alcuni edifici storici che non sempre sono visitabili grazie all'iniziativa del FAI. Parliamo di questo per la Regione del Veneto, anche se è un'iniziativa che riguarda a livello nazionale, quindi può essere anche l'opportunità per andare oltre i confini della nostra regione, perché ci sono veramente tantissimi beni visitabili, a parte quelli di proprietà del FAI. E parliamo di questo con i nostri ospiti in studio. Ines Lanfranchi Thomas, presidente del FAI del Veneto, Buongiorno. grazie di essere qui con noi Presidente, e Marco Boscolomeo, responsabile FAI Giovani di Padova. Grazie anche Buongiorno. a lei. E quindi vedremo anche le aperture del FAI nei confronti dei giovani. Chi frequenta le giornate di primavera con il FAI sa che i giovani sono coinvolti perché sono i ciceroni per antonomasia naturalmente, quindi capiremo come vengono preparati, che valenza può avere, può essere un'esperienza estremamente formativa e importante perché può aprire delle opportunità professionali di un domani, quindi dare il lampo, perché può essere una cosa che piace veramente, ma vedremo anche quanti sforzi ci sono e quanto è importante il passaggio del testimone, quindi il fatto che questi beni vengano visitati non soltanto dalle persone di una certa età come avviene molte volte, ma anche proprio dai più giovani, portare i bambini a contatto, comunque i ragazzini a contatto con queste realtà inedite del territorio. E allora vediamo un po' le iniziative del FAI, come sono articolate, come vi siete organizzati. Allora, siamo organizzati benissimo, il FAI, Fondo Ambiente Italiano, per questa 23esima giornata di primavera dedica 2 giorni ad aprire beni in tutta Italia e saranno circa 800. Che sono tanti o sono pochi rispetto alla media? Sono moltissimi, 800 beni pubblici e privati, ma poco conosciuti, poco visibili. Questa è un'occasione per entrare dentro un patrimonio spesso sconosciuto che grazie ai volontari del FAI si apriranno nelle 2 giornate di sabato e domenica prossima. Quindi al via la 23esima giornata di primavera e al via anche la raccolta fondi, perché il FAI ha bisogno per sostenere il patrimonio paesaggistico, naturalistico, ambientale e culturale, ha bisogno di fondi per intervenire lì dove bisogna intervenire. Spesso i beni sono in degrado, l'Italia è un patrimonio unico e raro e noi tutti i cittadini dobbiamo essere responsabili di questa ricchezza nella quale viviamo. Spesso ripeto che come ci piace vivere in una casa ordinata, così dobbiamo vivere in un paese che ci accoglie e dobbiamo tenerlo al meglio. Un paese che tutto il mondo ci invidia e molto spesso noi non siamo coscienti dove viviamo, non siamo coscienti di in quale bellezza siamo immersi. Questa bellezza che ci condiziona anche intimamente e il contatto con il bello permea la nostra vita e quindi è un dovere anche sostenerla e il FAI ha questa missione. Ecco, voi avete un sito anche che è visitabile. Certo, il sito del FAI che è facilmente visitabile, anzi in questa settimana c'è www.fondoambiente italiano, www.fondoambiente italiano. In questa settimana è partita anche con un numero verde 45507, una campagna fondi, quindi anche tu che ci ascolti puoi aiutare il FAI a salvare l'Italia. Aiutaci a salvare l'Italia. Ecco, le iniziative come vengono sostenute, come avviene l'apertura di questi beni, come siete organizzati e chi magari fosse in possesso di una villa, in proprietà di una villa, che desiderasse magari aprirla alla visita una volta all'anno, come può fare? Quindi... Allora deve contattare il FAI, in particolare la delegazione della propria città,
e offrirsi ad aprire questo bene. Infatti molti proprietari di ville e castelli aprono proprio in questa occasione le loro ville al pubblico, che così prende coscienza anche di un patrimonio che, pur non essendo suo, è comunque suo, perché tutto quello che è nel territorio italiano fa parte dell'Italia e di noi cittadini italiani. E quindi grazie ai proprietari che aprono i loro beni e buon lavoro anche ai volontari che in questi giorni si danno da fare moltissimo. Chi sono i volontari del FAI? I volontari del FAI siamo tutti noi che dedichiamo parte del nostro tempo a portare avanti la missione del FAI, che è proprio di tutela e di protezione del territorio italiano. Poi, in occasione di queste 2 giornate, vengono coinvolti moltissimi giovani, studenti delle medie fino alle superiori, vengono chiamati gli apprendisti ciceroni, che dopo aver visitato prima questi beni, studiano insieme agli insegnanti, si preparano e nel giorno delle giornate FAI accompagnano i visitatori a vedere questi beni e spiegano la storia del monumento, la storia della villa. Spesso ci sono i proprietari anche che intervengono e approfondiscono meglio la storia della propria casa. Perché dice è importante la raccolta fondi? Sostanzialmente cosa avviene con Beh, questi l'importante fondi? è la raccolta fondi, perché il FAI per supportare le tantissime iniziative anche di restauro di questi beni che spesso vengono dati al FAI, naturalmente ha bisogno di soldi. Abbiamo per esempio qui nel Veneto 2 beni donati al FAI, la villa di Luvigliano, la villa dei Vescovi di Luvigliano di Torreglia, e il negozio Olivetti in piazza San Marco, che sono stati dati al FAI, quindi sono beni che il FAI gestisce, e quindi per gestire, per aprire, per tenerlo aperto, pulito, decoroso, bisogna organizzare eventi, e quindi i fondi sono necessari, sono importantissimi. Se dobbiamo restaurare il tetto, o dobbiamo mettere a posto gli affreschi interni, o dobbiamo rimettere un sito che è in degrado, e chiaramente occorrono dei fondi. Ecco, infatti qui stiamo vedendo appunto dal sito che dalla regia ci fanno vedere, ci sono in tutta Italia tantissimi beni che sono in corso di recupero, di restauro, di ristrutturazione. Quindi 800 i beni aperti, 40 in Veneto. Sono tantissimi i siti aperti in Veneto, ogni anno sono diversi, dalla villa al palazzo, all'oratorio, alla chiesa, al giardino, all'orto. Si apre un mondo spesso sconosciuto che sottolinea in quale meraviglioso paese, straordinario paese noi viviamo, e quale responsabilità noi abbiamo. Noi abbiamo una responsabilità grossissima sulle nostre spalle, tutti noi dobbiamo impegnarci perché questo territorio non deperisca. Assolutamente, tra l'altro stavamo vedendo delle immagini, ci sono anche non soltanto, come possiamo immaginare, la villa o il castello, ma vedevamo il bosco ad Assisi, una zona di campagna in provincia di Lecce. Anche un piccolo orto è stato donato, sì, un giardino a Pantelleria, quindi le cose più varie, non solo delle mura, ma anche degli spazi aperti, e quindi vanno anche gestiti a dovere. Curati. Però la cosa particolare di queste 2 giornate è che sono giornate gratuite, quindi diciamo così anche per avvicinarsi alla cultura, anche per chi non ha disponibilità economica, perché poi quella è sempre un po' l'obiezione di molti. Sono giornate in cui si entra gratuitamente, naturalmente poi mi dispiace dirlo, ma c'è anche una piccola offerta libera se qualcuno vuole, perché comunque c'è sempre un lavoro dietro che comporta anche una spesa, e allora si spera anche nella generosità delle persone, dei turisti e delle persone che visitano questi beni. Ecco, i giovani, il ruolo dei giovani, quindi il passaggio anche del testimone che viene fatto con voi. Sì, a differenza
diciamo così, di come funziona in Italia, il FAI crede molto nei giovani e per questo da un paio d'anni ha iniziato con il progetto FAI Giovani, e cioè parallelamente alle attività che sono fatte nel territorio delle delegazioni si sono create dei gruppi di giovani dai 18 ai 40 anni, i quali operano per sensibilizzare con un riferimento specifico alla fascia di età dei propri coetanei, affinché si prenda coscienza di quanto è bello il nostro paese e di quante cose potrebbero andare perdute se non si interviene. Questo perché... Voi siete volontari sempre? Sì, sì, il gruppo giovani è creato da volontari che dedicano tempo, energie e anche professionalità per l'intento di salvare il nostro paese, insomma. Prego. Sì. Il FAI ci crede sia con il gruppo FAI Giovani ma anche con il progetto Ciceroni. Il progetto Ciceroni, diciamo, lavora su una fascia precedente di età e va a lavorare con i ragazzi delle scuole superiori e anche medie a volte, che fa sì che a raccontare i beni durante le giornate FAI non siano delle guide o così, ma siano proprio questi ragazzi che dopo un percorso che dura tutto l'anno scolastico, conoscono il bene, lo approfondiscono, fanno varie visite al proprio interno e lo raccontano ai visitatori in un modo nuovo, mettendoci tutta la passione che ci può mettere un ragazzo che gli si è fatto conoscere ed amare un bene. Questo poi vuole avere un futuro, insomma, nelle intenzioni del FAI, che è quello che queste persone che hanno conosciuto questo bene lo raccontino e se ne prendano cura anche un domani quando saranno cittadini attivi. Quindi coinvolgerli, insomma, nella gestione del bene, che è del loro territorio, poi tra l'altro, perché non sono ragazzi di scuole, del territorio dove si apre il bene. Sì, 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 certo si cerca sempre di coinvolgere le scuole, insomma, nei dintorni del bene, quando ci si riesce, o a volte, insomma, il più vicino possibile, e si aiuta anche un po' la scuola a far conoscere il territorio, che non sempre, insomma, si riesce. Che preparazione c'è dietro questi giovani ciceroni? Il FAI Scuola lavora alacremente già dai primi di settembre, prendendo contatto con le scuole, che sono sempre maggiori, insomma, le scuole che addirittura si offrono di far parte del progetto, e iniziano innanzitutto a spiegare il FAI. Poi si iniziano con delle visite del bene e un lavoro in classe che viene gestito dal FAI Scuola, perché in ogni delegazione c'è un delegato per la scuola che trattiene i rapporti, e poi delle lezioni che i docenti vanno a fare in classe di approfondimento, e quindi è un piccolo seme che viene E i ragazzi germogliare. che si rendono poi disponibili sono volontari, come vengono preparati? Allora, Il materiale che magari loro espongono è frutto di che tipo di attività di ricerca? È vostro? Viene fornito dai proprietari degli immobili? Come funziona un po'? ma c'è un lavoro di archivio da parte degli storici che collaborano con noi ormai da anni, che affiancano i docenti, dove con dei laboratori, diciamo, vanno anche ad approfondire, a trovare nuovo materiale, insomma, da spiegare durante questi 2 giorni. E i ragazzi poi lo devono studiare? E i ragazzi poi lo devono studiare, sì. E tutti gli anni sono sempre preparatissimi. Infatti sono anche molto emozionati, no, quando vengono le giornate che devono cimentarsi. Esatto, il lavoro che si fa di solito la prima mezz'ora, la prima ora è quella di dare coraggio ai ragazzi, ma poi dopo i prime 2 o 3 visite prendono mano e anzi non vorrebbero più fermare, poi la domenica siamo costretti a... Perfetto, visite, dopo andiamo a vedere anche che cosa visitare, quindi i beni che sono aperti, dove trovarli, quali sono i più significativi. Che tipo di orari avranno, che tipo di caratteristiche avranno? Allora, parlo per la provincia di Padova, saranno aperti tutti i beni tranne che l'idrovora di Santa Margherita il sabato mattina dalle 10:30 alle 12:30 solo ed esclusivamente per i soci FAI, mentre poi dalle 14:30 alle 17:30 il sabato e dalle 10:30 continuativamente fino alle 17:30 saranno aperti a tutti, mentre l'idrovora di Santa Margherita, sita nel comune di Codevigo, sarà aperta dalle 14:30 alle 21:30.
essendo noi del gruppo giovani che la apriamo in particolare, abbiamo voluto così animarla anche la sera. E poi sarà aperta sempre la domenica dalle 10:30 alle 17:30. Ecco, quindi il sabato è un'apertura maggiore, ma cos'è questo idrovoro di Santa Margherita, visto che se ne occupa? L'idrovora fa parte, diciamo, è di proprietà del consorzio di bonifica Bacchiglione e sono quei, detto così volgarmente, quei macchinari che gestiscono le acque all'interno del territorio. Senza questi macchinari gran parte del territorio di Padova, insomma, sarebbe sott'acqua. Quindi spiegare come funziona, far vedere, toccare con mano come funziona questo meccanismo di tutela delle acque, no? Sì, si andrà a vedere proprio un sito di archeologia industriale, ma che tuttora è ancora funzionante. Quindi questo grazie a dei fondi che hanno avuto da parte di gruppi di azioni locali, sono stati restaurati e si potrà vedere ancora i vecchi motori dei primi del Novecento ancora funzionanti, anzi addirittura la domenica pomeriggio li metteremo in uso e ci sarà tutto il rito dell'accensione. L'idrovora è stata scelta a differenza di ville e palazzi, insomma, che magari contengono al proprio interno bellezze come affreschi così. L'abbiamo scelta proprio perché non c'è luogo migliore dove poter raccontare un territorio, il territorio dell'entroterra veneziano, che dal 1500, appunto grazie alle bonifiche, ha preso la forma attuale. Quindi una bellissima occasione. Cos'altro mi viene in mente che sarebbe carino anche per i giovani da vedere, che può incuriosire? Ma i siti di Padova hanno due filoni. Il primo è quello, diciamo, dell'archeologia, e quindi l'archeologia industriale, quella di Santa Margherita, ma poi archeologia vera e propria, diciamo così, quella più consona, che è a Montegrotto. Ci sono due siti, il primo è il sito del complesso termale e il secondo invece si potrà vedere una villa dei primi del Novecento, una villa neroniana, del primo secolo d.C., ed è una villa neroniana. L'altro filone invece è quello, diciamo sempre così, nella zona delle terme, sempre Montegrotto, insomma. Sì, sì, entrambi sono a Montegrotto, mentre l'altro filone è un po' quello di eventi bellici, che si parte, diciamo, con il grande bene, forse il più bello per storia e anche per bellezza proprio, aperto nella provincia di Padova, che è Villa Giusti del Giardino, che è famosissima, insomma, o se non è famosa va scoperta proprio perché è la sede dove è stato firmato l'armistizio tra l'Italia e l'Austria-Ungheria al fine della Prima Guerra Mondiale. Quindi la zona Mandria, no? È situata in zona Mandria, sì. Poi invece nel centro di Padova, questo sito aperto solo per i soci FAI, si aprirà un Palazzo Orsato Giusti del Giardino, il quale è legata ad eventi bellici perché all'interno di questo palazzo, durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva sede, si era stabilita la Compagnia della Carità, dove un corpo paramilitare, insomma fascista, che rinchiudeva partigiani e li torturava, insomma, lì. Quindi Villa Orsato, Palazzo Orsato Giusti. Palazzo Orsato Giusti, sì. Che si trova in centro a Padova. Si trova in centro di Padova. Perfetto, quindi queste sono un po' le... però solo per gli iscritti FAI. Questo è solo per gli iscritti FAI, sì. Ci si potrà iscrivere al FAI anche in loco prima di visitarlo. Anche gli altri, che sennò diventano, se non sono iscritto non ci posso andare, non è possibile anche l'iscrizione in loco. Sì, sì, sì. E per gli iscritti la mattina invece, il sabato, giusto? E anche la mattina, sì. Visto che i soci ci danno il loro affetto durante tutto l'anno, gli riserviamo delle corsie preferenziali su tutti i luoghi e delle aperture straordinarie, insomma, dove possiamo accudirli ancora di più. Quindi il sabato mattina un po' dedicato a loro. Allora, parleremo anche adesso di tutti gli altri siti che ci sono naturalmente, dopo la pubblicità, pochi secondi.